Centrale della serata, un miglio intitolato a Carlo Mantellini. Sui 1600 1 Zeneatia Lux, 2 Viperina Spin, 3 Alchimia di Casei, 4 Ferri Bocco, 5 Uragano dei Lady, 6 Alessandro Bar, seconda linea, 7 Vortex Va, 8 Funwise AS. Macchina che accelera, sono veloci Alchimia di Casei e all'esterno Ferri Bocco, ma più a largo Uragano dei Lady che si porta a condurre e quindi conduce mentre sbaglia Alchimia di Casei. Serra sotto anche Zeneatia Lux, mentre Ferri Bocco rimane così all'esterno, andrà a chiedere strada dopo i primi 200 in 14,2, va su Uragano dei Lady, l'impegna dopo 400 metri di gara molto sostenuti in 28,5, ma Uragano dei Lady dice di no e Ferri Bocco si accoda in seconda posizione davanti a Zeneatia Lux. Via via poi gli altri in fila indiana, primi 600 che vengono completati dalla testa in 43,6 Uragano dei Lady, che guida dunque al passaggio davanti alle tribune. In seconda posizione Ferri Bocco davanti a Zeneatia Lux, poi all'esterno la progressione di Funwise AS che si trascina Vortex Va. In coda rimane Alessandro Barra, intanto gli 800 in 58,8. È sempre leader Uragano dei Lady, che continua di buon passo, completa 1 chilometro in 1,14,2. Ora Funwise AS si avvicina e va all'attacco di Uragano dei Lady. L'impegna a 500 dalla conclusione, è già in grado di passare prima del paletto dei 400, sfila quindi Funwise AS, mentre Ferri Bocco è chiuso in corda e riesce ad uscire dopo che è passato però anche Vortex Va, che si lancia a sua volta all'inseguimento di Funwise AS. Ferri Bocco più indietro, Funwise ora raggiunto da Vortex Va all'ingresso in retta d'arrivo, si prova Vortex Va, Funwise prova a sfuggire lungo la corda, poi Ferri Bocco che si impegna nuovamente all'interno, ultime battute con Ferri Bocco che rimonta metro su metro e nel finale passa di precisione ma chiaramente su Funwise AS. Al terzo chiude Vortex Va 1,13,9 con 29,8, poi 29,7 a chiudere. La vittoria per Ferri Bocco e VP dell'Annunziata, che nonostante fosse rimasto chiuso alla corda dietro Uragano dei Lady che è sparito alla distanza, riesce a imporsi ugualmente e a vincere su Funwise AS, mentre al terzo è ancora Vortex Va. Il successo dunque per il favorito Ferri Bocco. Vincenzo Piscolio dell'Annunziata per conto di Eric Bondo. La quota di 1,75 a quota fissa.